eccoci, quale grande sorpresa! È così che funziona, il intervista è finita alla grande, lo dico ogni sera perché mi piace dirlo, noi questa cosa del fuori fuori è proprio un dolore, una ferita vecchia che si riapre ogni volta perché i primi tempi anche qua in Sicilia ci dicevano fuori fuori quando ancora eravamo sul palco. Quindi quando sento fuori fuori mi viene proprio una cosa alla pancia che non vorrei sentire, però adesso diciamo ce la viviamo meglio con la finta pantomima. Va bene, sono da solo, con una chitarra, così proprio come farebbe un chitarrista da falò. Siamo a metà agosto, le stelle cadenti ci sono di solito a metà agosto, quando eravamo almeno ragazzi noi si faceva il falò, non so se si faceva anche qui. Da queste parti il falò, io ero un chitarrista da falò, una figura, lo sapete, tristissima perché diciamo, lui impara tutte le canzoni perché gli altri possano consumare i loro amori e lui invece niente, consuma poi in solitudine. Quindi questa canzone è una sorta di inno, di rivalsa del cantante da falò che come si sa soffre molto nell'età adolescenziale e poi da grande scrive canzoni tristi e deprimenti. Per cui la canterei insieme a voi, vi chiederei questa cortesia, siccome c'è questa storia, lo sapete, di Bob Dylan che non vuole che si usino i telefonini ai concerti. Io da due questi cantautori minori non li capisco. Io invece voglio proprio che li tirate fuori con la torcia accesa, perché sì, perché sapete per mandare poi va sui social, mamma mi fa, ma hanno acceso il loro sì, ma ne hanno acceso il loro di spontanea come te vedo. Le faccio credere che siete voi che l'abbiate fatto così spontaneamente e lei è contenta, se è contenta poi noi tagliamo sempre questa parte sui social, non io. Faccio la premessa, vedo che non volete tirarli fuori, c'è gente eccoli qua, dai ragazzi, quando hanno vinto le multinazionali, non fate finta, anche il vostro Nokia 3310 ce l'ha. Bene, qualcuno non lo tira fuori perché gli è rimasto il 12% a paura di rimanere impantanato nella fila. Sì, vuoi salire? Chi è che vuole salire? Gianmarco da Siena. Sei tu Gianmarco che vieni, non vieni a cantare il 82. E vieni, dai, sali, vai se ce la fai. Vai Gianmarco, guardate quest'uomo, sta superando se stesso, come nell'olio fuori, saltare una tranzena, cioè, fatela salire che non ce la fa più già fisicamente. Allora voglio dirlo a senso di equivoco, ci devo dire che faccio queste cose perché ho anche sempre paura che possa salire qualche maniaco alla Mark Chapman, però si sa che sui social queste cose piacciono, no? Poi mi fanno like, cioè il canale ha fatto salire il suo fan, io non lo farei mai di me, però lo facciamo